Buonasera e bentrovati su Telefriuli, focus dedicato all'economia, al mondo dell'industria questa sera, perché parleremo di un ente che ha preso il via all'inizio di quest'anno, il COSEF, che ha riunito le quattro principali aree industriali della provincia di Udine e che sta facendo un lavoro molto importante per le aziende che sono insediate. Ne parleremo questa sera con alcuni ospiti, a cominciare da Indira Fabbro, che è componente del CDA di COSEF. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo Lorenzo Zontone di Promostar. Buonasera. Buonasera, al suo fianco Andrea Forgiarini della Pelfa Group. Buonasera. E chiudiamo con Arduino Persello della CMB Solution. Buonasera. Grazie intanto per essere qui con noi questa sera. Allora, intanto per presentare che cos'è il COSEF abbiamo sentito il presidente Renzo Marinic, che adesso ci farà un pochino un'inquadratura. Presidente Marinic, un territorio piuttosto vasto, quello che viene raggruppato all'interno del COSEF. Sì, un territorio vasto che raggruppa 4 zone industriali, nasce anche su una spinta di una legge regionale rilancio impresa e di fatto ha fatto diventare, diciamo, tutto il Friuli all'interno di questo consorzio, ha fatto diventare la provincia economica, come disse a suo tempo l'ex presidente della provincia Fontanini, dice nel mentre stanno chiudendo quella politica. Ma a parte gli scherzi, i nuovi compiti che vengono assegnati sono quelli di sviluppo industriale. La regione prevede di assegnare solo alle zone di 1 lo sviluppo futuro, quindi industriale ed economico nel suo complesso, e credo che quindi noi abbiamo una funzione molto importante e soprattutto dovremo anche gestire aspetti della logistica. Abbiamo anche un porto, più di 16.000 carri ferroviari che sono in aumento, quindi un forte sviluppo anche della ferrovia. La zona complessivamente è di 18 milioni di metri quadrati, ha oltre 300 aziende, all'interno ci sono imprese importanti come la Pitini, Fantoni, la BS della Daniele, Acciaierie di Cividale, eccetera, e credo che il lavoro che stiamo facendo sia un lavoro molto, molto importante legato allo sviluppo che hanno queste zone. Ecco, voglio dire questo, che durante la crisi economica queste zone, soprattutto il CIPAF e la ZIU, si sono sviluppate, ci sono stati investimenti nuovi e aumento dell'occupazione. Questo credo che tagli la testa al toro a tutte le polemiche del passato che dicevano che i consorzi industriali erano dei corpi senza senso. E siete arrivati a un numero di 9.000 addetti? Sì, all'interno delle zone industriali i nostri insediati hanno oltre 9.000 addetti e sono in crescita. Quindi prospettive per il futuro? Prospettive per il futuro è quello di sviluppare il porto di San Giorgio di Nogaro, che è nella zona dell'Aussacorno, che è un porto regionale, quindi che è di competenza regionale, e di sviluppare la ferrovia, perché la logistica oggi diventa un punto molto importante per lo sviluppo delle imprese. Queste le parole del presidente Marinic. Allora, Indira Fabbro, gli obiettivi e soprattutto nel concreto voi come state operando a favore delle aziende che sono insediate? In questi 9 mesi, da quando è partito il nuovo consorzio, c'è stato sicuramente un grande lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dal punto di vista amministrativo, perché potete immaginare cosa vuol dire mettere assieme 4 zone industriali e riunirle in un solo consorzio. Abbiamo lavorato in modo specifico per quanto riguarda il trasporto, cosa che noi reputiamo assolutamente fondamentale per le zone industriali, per i rapporti di interscambio sia nel settore ferroviario che nel settore del trasporto
su strada. E i prossimi obiettivi, abbiamo un piano triennale molto imponente che ci vede impegnati in tutte e 4 le zone industriali. Per quanto riguarda la zona dell'ex CIPAF, quindi la zona tra Buia, Gemona e Osoppo, abbiamo un investimento particolarmente interessante che dovrebbe partire a breve per quanto riguarda la zona fuori dal casello dell'autostrada, un nodo particolarmente difficile e che stiamo cercando la soluzione migliore. Che cosa avete in mente? Ma sicuramente una nuova rotatoria che permetta ai mezzi pesanti di poter arrivare alla zona industriale in modo più facile e accessibile. Arduino Persello ci racconta un pochino per CMB Solution cosa sta facendo il consorzio e soprattutto qualcosa della vostra azienda. Sì, è un'azienda insediata nell'ex CIPAF, ora COSEF, scusate, dal 1991. E conta 35 collaboratori, lavorazioni prettamente sulle macchine utensili come torniture e fresature di particolari in acciaio per la siderurgia ma anche meccanica generale, e crediamo nel consorzio come punto di forza per affrontare un mercato che sempre più diventa competitivo, deve essere sempre più flessibile. E quindi, soprattutto pensando anche al fatto di logistico, di viabilità, per esempio stradale, come diceva prima Indira, credo sia molto, molto importante avere questo supporto. Ecco, dal punto di vista logistico, qual è l'aiuto e qual è anche l'importanza di mettersi assieme? Beh, sicuramente l'unione fa la forza, questo è di base. E avendo questo pool di aziende che lavorano, diciamo, quasi tutte sullo stesso settore, il consorzio sicuramente ci può dare una mano, appunto, anche essendo così vicine all'autostrada, all'ingresso, e quindi sviluppare, appunto, snellire la movimentazione dei materiali. Ecco, grazie. Allora, questa sera ci stiamo concentrando sull'Alto Friuli, poi in un'altra serie di focus toccheremo anche le altre 3 aree industriali. Andrea Forgiarini, Pelfa Group, sta per festeggiare peraltro un traguardo molto importante. Esatto. Ci racconta qualcosa della vostra azienda e soprattutto anche a lei chiedo quanto è importante questo lavoro che sta facendo il consorzio. Sì, esatto. Pelfa Group penso sia una delle aziende più antiche, se così possiamo dire, del consorzio, perché è stata fondata nel 1979 dal signor Fabbro e attualmente prossimo anno quindi ci accingiamo a festeggiare il 40° compleanno. Pelfa Group negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, pur essendo anni di crisi, è cresciuta esponenzialmente, non tanto per volumi e per numero di addetti, che attualmente si aggira sui 200 nelle 2 sedi, 150 nella zona del consorzio e una 50ina in Piemonte, quanto per la tipologia di prodotti e l'elevata qualità e il tipo di clienti che abbiamo. Per ultimo abbiamo acquisito un cliente molto importante che si chiama General Electric, che penso molti conoscano, con cui stiamo assieme progettando e costruendo componenti di una loro grossa macchina. Dal consorzio che cosa vi aspettate? Dal consorzio ci aspettiamo che mantengano le promesse che ci hanno fatto. Speriamo che siano in grado di farlo, soprattutto conoscendo quali sono le difficoltà del settore pubblico. Quindi noi, dando dei consigli, dando dei suggerimenti, stiamo a guardare sperando che ce la facciano ad eseguire tutti i lavori che si sono messi nella volontà di fare. Anche perché, insomma, soprattutto per quanto riguarda le aziende, il tempo è denaro, è un motto che va sempre molto bene. Allora, Lorenzo Zontone di Promostar, la vostra esperienza, il vostro rapporto con il consorzio? Sì, innanzitutto inizio dicendo che Promostar è un'azienda che è nota nel mondo intero come produttrice
di impianti di trafilatura del filo d'acciaio. È un'azienda che nasce nel 2004 per opera di 5 amici che hanno deciso di rifondare e nel contempo di innovare quello che restava di una storica azienda che operava come produttrice di impianti, evitando in questo modo che tutta l'esperienza che aveva accumulato nell'arco di 30 anni andasse dispersa. Ad oggi possiamo vantare qualcosa come 400 impianti in funzione, suddivisi in tutti i 5 continenti, impianti che appartengono ai grossi nomi internazionali dei produttori di acciaio, così come anche ai piccoli produttori locali. I nostri punti di forza rispetto a quella che è la concorrenza in primis tedesca sono la flessibilità nel proporre ai nostri clienti soluzioni tecnologiche customizzate e la capacità, oserei dire, di ascoltare quelli che sono i consigli che ci vengono dai clienti stessi per trasformarli poi in nuove opportunità di business. Quello che il consorzio sta facendo vi soddisfa? C'è qualche consiglio per poter migliorare? Sì, 2 punti su tutti che auspico sono l'implementazione della rete internet, la famosa banda larga, e sarebbe bello se appunto grazie alla massa critica del consorzio riuscissimo tutti insieme a spuntare dei prezzi un po' migliori per quanto riguarda la fornitura dell'energia elettrica. Ecco, questo sicuramente è il vantaggio anche di mettersi insieme. Allora io ringrazio i nostri 4 ospiti, come 4 sono le zone industriali che compongono il COSEF e che andremo a conoscere pian piano nel corso del tempo. Come detto ci siamo concentrati sull'Alto Friuli oggi, ma poi anche le altre 3 aree verranno toccate da approfondimenti. Grazie a Indira Fabbro, grazie ad Andrea Forgiarini, Arduino Persello e Lorenzo Zontone che sono stati con noi questa sera. L'appuntamento quindi è per le prossime serate, restate in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.